Professor Trampus, questa mostra che mette insieme due geni, il Da Ponte e il Casanova, finalmente è stata inaugurata. Qual è lo stato d'animo di portare, insomma, in una città come Vittorio Veneto un'esperienza culturale di questo tipo? È un'occasione unica perché per la prima volta possiamo affiancare e vedere assieme due protagonisti della storia della cultura europea e della cultura internazionale. Siamo in un anno in cui si stanno svolgendo manifestazioni e mostre per il terzo centenario di Casanova in tutta l'Europa e in tutto il mondo, e poterlo affiancare alla figura di Lorenzo da Ponte, perché erano amici, si conoscevano e si frequentavano, grazie all'acquisizione della raccolta Zagonel da parte della città di Vittorio Veneto, è un evento unico da questo punto di vista. Prima si è puntato molto sul concetto di collaborazione tra città e università. Come convenzione ci può anticipare cosa è previsto prossimamente? Sì, allora abbiamo fatto una convenzione tra l'Università Ca' Foscari e il Comune di Vittorio Veneto, che serve da volano per il coinvolgimento di altri enti e istituzioni sia di Venezia, dell'area veneta, ma anche del resto d'Italia. La convenzione ha lo scopo della valorizzazione non soltanto del fondo da Pontiano che si trova qui a Vittorio Veneto, ma anche la promozione di studi e di ricerche e di eventi che continueremo a fare nei prossimi anni. Già in questo quadro si iscrive il ruolo della Regione Veneto, che ha finanziato e ha collaborato alla realizzazione del primo ciclo di eventi, però si tratta di un progetto destinato a continuare, e per il momento abbiamo un programma per i prossimi 5 anni, ma che è già abbastanza denso di lavoro per tutti quanti noi.